Non abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti ad andare due reti in vantaggio, ma devo dire la verità, secondo me non meritavamo di stare in vantaggio. Eh, Non ti so dire ad ora quali siano state le occasioni da gol del San Vito che gli hanno permesso il pareggio in termini di punti e di quantità di gioco, però devo guardare il mio, devo dire che la partita che abbiamo fatto anche sul 2-0 non mi soddisfava e niente, dobbiamo continuare a lavorare, ci sono altre 9 partite, 27 punti in palio e basta, credo di avere colpe sulla preparazione della gara, quindi mi assumo io la responsabilità della cattiva prestazione, poi è uscito questo risultato, però i ragazzi stanno lavorando, gli posso dire poco, quindi oggi mi prendo io le responsabilità per loro. La cosa che mi dispiace è che abbiamo preso gol su un calcio d'angolo nel momento in cui metto Vincenzo Mazzola proprio per mettere qualche centimetro in più e non ne ho potuto beneficiare. Di fatto nelle palle successive Vincenzo ci ha dato una grossa mano a respingere qualche palla in più. Il rammarico mio è un attimino quello, no? Che proprio appena entrato prendiamo gol su quel calcio d'angolo del pareggio. Ci serviva sicuramente più attenzione per non beccare il pari e qualche cosa in più di personalità e di coraggio per provare comunque a ritornare sopra. Non ce l'abbiamo fatta. Dovremmo continuare a lavorare. È una trasferta importante, una trasferta difficile in casa di una squadra in salute, che gioca un buon calcio, una piazza abituata a palcoscenici importanti. Sarà dura, ma comunque cercheremo di farci trovare pronti. Cabrera ha finito il sudamericano, non sappiamo ancora definire né la sua, né se ci sarà questo suo rientro o meno.